Buongiorno, eccoci il nostro appuntamento quotidiano con il Focus. Oggi approfondiamo un argomento, il sovraindebitamento. Dietro questa parola ci sono tante storie, tante vite, tante situazioni difficili di chi non si trova nella possibilità di onorare quelli che sono gli impegni economici, e quindi parlo di un mutuo, parlo di un finanziamento, e quindi tutto quello che accade quando ci si trova veramente in crisi e non si riesce a trovare una soluzione. Oggi il nostro focus l'abbiamo intitolato uscire dal sovraindebitamento, perché ci sono gli strumenti legali, ovviamente, ci sono anche i supporti e ci sono anche le possibilità concrete di far fronte e quindi di affrontare questa situazione. Lo faremo con la signora, questo pomeriggio è venuta a trovarci, grazie per essere con noi, Loreta Ricci, la quale ci racconterà la sua storia, una storia che può dare anche speranza a chi si trova in condizioni appunto anche difficili, di crisi, delle quali appunto facevamo riferimento. Grazie anche al dottore Orazio Barbagallo, ben trovato, tra l'altro non è la prima volta che ci indica e ci guida in questo percorso che è molto ad ostacoli, potremmo dire molto complesso. È il consulente gestore dell'organismo di composizione della crisi di sovraindebitamento, nonché anche componente della Commissione Nazionale dei Commercialisti, quindi insomma lei è dentro la materia da tempo e la affronta anche quotidianamente, appunto, perché purtroppo le situazioni sono sempre più frequenti e complesse. Grazie anche al dottor Andrea Agnello, che è gestore della crisi UNES, grazie anche per essere con noi, e do il benvenuto anche all'avvocato Antonio Garra, che è specialista nel codice della crisi. Insomma, sono tutti termini che ora magari andremo a snocciolare, a capire bene di cosa si tratta, ma io vorrei partire dalla signora Ricci, perché oggi è una giornata particolare, sappiamo la giornata nazionale, anzi mondiale, della lotta alla violenza contro le donne, e quella sua è una storia che si intreccia con una violenza non solo fisica ma anche economica, che le ha portata ad avere un indebitamento, un sovraindebitamento. Ci racconti un po', magari brevemente, anche perché il nostro tempo vola. Niente, io nel 96 innanzitutto sono una donna autonoma, perché io lavoro presso un'azienda ospedaliera. Nel 96, fino al 96 avevo mia madre invalida, quindi vivevo tranquillamente. Morendo mia madre mi sono trovata un attimino un po' così e ho conosciuto, premesso che sono vedova del primo matrimonio, ho conosciuto questa persona più grande di me, pensando come molte donne che fosse amore, e invece dopo aver avuto anche una figlia ha avuto diverse violenze sia fisiche, però all'inizio lui sembrava tutto così, mi faceva firmare prestiti perché si doveva comprare questo, quell'altro, insomma mi ha fatto vendere casa che io avevo acquistato col mio primo marito, dicendomi che dovevamo prendere una casa più grande, così, però a un certo punto dovevo togliere dei debiti a lui, e quindi tutti i soldi della mia vendita della casa ho tolto i debiti a lui, e da lì è cominciato, diciamo, il primo. Dopodiché, dopo che è successo questo, appena abbiamo messo piede in quella casa, lui cominciò ad essere sempre più aggressivo, diciamo sul verbale più che fisico all'inizio. Io cercavo, da lì cominciavo a vedere qualcosa che non andava. Poi direttamente mi ha cominciato ad alzare le mani, e da lì ho cominciato a denunciare fino a quando proprio mi ha mandato in ospedale. Dopodiché lui se n'è andato avendo una figlia, non è mai stato presente per sua figlia, per una lira completamente, anzi. Però cosa le ha lasciato? Una montagna di debiti ai quali lei non ha più potuto fare. Allora io all'inizio, come le dicevo, essendo che lavoro, perché sono stata sempre autonoma, cercavo di tappare, stoppare e quindi indebitarmi ancora di più, ma non riuscivo. Mi sono trovata fino al punto di avere 2 pignoramenti sulla mia busta paga, e che non mi stavano più bastando neanche i soldi per vivere, non per pagare più le cose, veramente. Cioè, ho pensato anche al suicidio, perché non glielo devo dire. Certo, quindi una situazione che diventa l'amore dei miei figli, devo dire che è stato grande, perché avevo solo i miei figli, e quindi i miei genitori già non c'erano più, e quindi questo mi ha dato una forza. Poi mi hanno cominciato a parlare dell'OCC ONIS. All'inizio ero un po' incredula, perché pensavo che solo un miracolo poteva tirarmi fuori,
Mentre poi quando mi sono presentato ho detto c'era qualcosa che mi spingeva, ho conosciuto la dottoressa Falcone, il dottor Barbagallo, ma soprattutto il dottor Agnello, che è stato la persona che mi ha spiegato, è stata una persona molto trasparente, senza illudermi all'inizio, e professionalmente mi ha spiegato un po' tutto. E quindi è cominciato il suo iter, Sì, quindi io chiedo ora, oggi ora poi dire, sì, okay. possiamo anche poi andare avanti Sì, e quindi anche spiegare passo passo. Volevo dire solo una cosa, sì, approfittando della giornata di oggi, di dire a molte donne comunque di denunciare. Assolutamente. Questa, certo, a parte il lato certo, economico, parliamo di lato fisico, certo, di denunciare ogni minimo aggressione, anche verbale. Anche verbale, infatti. Sì. Dicevamo questo primo step, lei appunto fa parte di questo organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento. Quindi cosa accade? Cioè, facciamo un minimo di percorso. La signora si presenta. Sì, diciamo che le persone in difficoltà, perché a me non piace dire la parola debitori, è un po' diciamo Vero? inusuale, sì, un po' di impatto un po' negativo. Diciamo che la persona in difficoltà si rivolge a noi. Ci spiega un po' la situazione per come si è venuto a creare il sovraindebitamento e noi da quell'analisi cerchiamo sempre di approfondire, di non avere una leggerezza o essere superficiali nel diciamo, comprendere le situazioni. Cerchiamo sempre di indagare e andare oltre, perché spesso si nascondono delle situazioni un po' strane al di là del sovraindebitamento, dove noi dobbiamo necessariamente individuare il problema. Porto un esempio classico: se è ludopatico ce ne accorgiamo perché vediamo i movimenti di conto corrente. E quello non diventa più una situazione oppure no, è curabile, perché parliamo di una malattia. Ok, quindi perfetto. Parliamo di una malattia, per cui noi spingiamo prima di tutto a indirizzarlo in un centro, in questo caso il SERT, per iniziare un percorso. Certo. Perché lì il percorso, se è una famiglia, tra l'altro viene fatto per tutti i componenti, non è solo la singola persona che deve fare il percorso, per cui c'è un risanamento della famiglia, per cui per noi è indispensabile portarli nella retta via. Se invece ci sono altri generi di problemi che individuiamo su una magari prestito, oppure problemi di false firme per ottenere finanziamento col nome della moglie. Individuiamo tutte queste problematiche e cerchiamo di ottenere la documentazione per far sì che le procedure abbiano anche una corretta documentazione da esibire al giudice per la valutazione. Chiaramente ci preme sottolineare che noi abbiamo un compito sociale ed è molto importante indagare e valutare le pratiche, perché non possiamo essere leggeri e non possiamo dare false speranze. Certo, tra l'altro voi siete un ente terzo indipendente, no? Come appunto, quindi avete anche un ruolo importante nella gestione appunto di queste crisi che insomma assolutamente vengono presentate. Sì, e giornalmente, quotidianamente riceviamo tante persone in difficoltà, ma sia aziende, pure anche aziende sotto soglia appunto, che si rivolgono a noi. Che devono essere soggetti non fallibili. Non fallibili, no? sì. E quindi, dottor Agnello, allora la signora Ricci l'ha chiamata in causa, è stato anche lei fra i primi a sentire, ad accogliere insomma questo, perché poi di fatto quando ci si rivolge a voi spesso veramente si è in grave anche difficoltà anche psicologica, personale, insomma, veramente, no? Quindi, Vero, ecco. vero. Intanto, buonasera. Ricordo ancora benissimo il colloquio con la signora Ricci che durò 5 ore ininterrottamente. In quel colloquio, appunto, come ha raccontato la signora Ricci, ho tracciato quello che era il profilo personale, appunto, di tutto quello che aveva vissuto, ma anche poi soprattutto il profilo finanziario, perché la pratica, diciamo, è stata fondata appunto su 2 filoni: tracciare tutto quello che era successo, quindi qual era la causa del sovraindebitamento, e poi andare a verificare il cosiddetto merito creditizio, cioè se le banche hanno tenuto conto del rapporto rata-reddito. Quando poi ho fatto tutte le precisazioni del credito, le ho richieste e ho valutato questo, ho visto che c'era un rapporto rata-reddito dell'8%. Infatti, come appunto diceva la signora Ricci, aveva 1.700 euro di rate di finanziamento a fronte di 1.800 euro di stipendio. Quindi era capite impossibile bene vivere, come veramente era impossibile vivere. Certo, assolutamente far fronte. E poi soprattutto tutta la questione familiare. Io ho potuto riscontrare certificati medici, ho
che riportavano violenze subite dalla signora Ricci, quindi questa è stata, posso dire ad oggi, una delle mie pratiche, delle pratiche che ho seguito io più importante, perché e non è un caso, questa sentenza poi è stata pubblicata anche in una delle testate giornalistiche di diritto più importanti, il caso.it, appunto perché grazie alla legge 3, e anzi vi ringrazio che se ne parla, perché ad oggi, dopo 13 anni dall'emanazione di questa legge, ancora molte persone non la conoscono. Grazie a questa legge abbiamo potuto ridare speranza alla signora Ricci, e il cosiddetto fresh start, la seconda possibilità, la seconda occasione di vita. Allora aspetti un attimo, sì, dico, continui, finisca, poi volevo sentire la signora anche perché andiamo avanti nel racconto. Sì, dico, nessuno mai, secondo me, secondo noi come organizzazione UNES, deve arrivare a dire ho voglia di suicidarmi perché non riesco più a pagare i debiti. Assolutamente. Non deve succedere a nessuno. Certo. Signora, lei ci ha raccontato appunto fino a questo momento, si è rivolta quindi a dei professionisti. Adesso qual è la sua situazione? Cioè lei sono rinata. Ecco. Sono rinata perché ho soltanto sulla busta paga questa trattenuta che è di 230 euro per 10 anni. Tutta la rimanenza mi sto pagando la mia casetta, vivo tranquillamente, mi posso andare anche a mangiare qualche pizza. Appunto, quindi ritorno alla vita normale, diciamo, e questo è importantissimo. Non ci credevo veramente, se posso dire un miracolo. Un miracolo. Veramente. Dottor Agnello, e quindi cosa, poi nello specifico, cosa è avvenuto tecnicamente? Magari ce lo esemplifichi anche per far capire a chi ci ascolta. Sì, tecnicamente io ho ricostruito tutte le finanziarie che c'erano, quindi tutto il profilo finanziario, e ho cominciato a sommare tutte le rate che la signora Ricci andava a pagare e man mano mi veniva fuori una percentuale. La percentuale di rapporto rata-reddito, il massimo è il 35%, cioè le rate pagate non devono superare il 35% dello stipendio. Se questo succede, c'è una responsabilità da parte dell'ente finanziatore che appunto non ha tenuto conto, visto che comunque ha tutti i mezzi per poter andare a verificare che finanziamenti ci sono in essere in quel momento quando il richiedente richiede un finanziamento, quindi di conseguenza ho applicato una falcidia al debito del 95%. Benissimo. E devo dire che appena depositata in tribunale la proposta, il giudice l'ha subito accolta e l'ha resa ammissibile. E di conseguenza sì, ci sono state poi osservazioni da parte dei creditori, chiaramente, osservazioni da parte mia sono state integralmente rigettate e la procedura poi infine è stata omologata dal giudice. E siamo già ad un anno dall'omologa e la signora Ricci sta facendo i versamenti. Ora si è chiuso un procedimento e se ne è aperto un altro nel quale io, diciamo, sono la cosiddetta longa manus del giudice e vado a verificare che la signora Ricci continui a fare i versamenti in un conto corrente gestito da me e io pago i creditori nell'arco dei 10 anni. Benissimo. Chiaro anche l'iter che Avvocato Garra, chiedo a lei perché ovviamente il percorso coinvolge, abbiamo sentito una sentenza del giudice e soprattutto quindi anche c'è da questo punto di vista un percorso da seguire, una sentenza, cioè un'espressione anche giurisprudenziale al riguardo, e le chiedo se ci sono novità proprio in riferimento a questi casi. Sì, è importante citare ora recentemente vi sono un orientamento giurisprudenziale che ha fatto un po' di chiarezza in ordine a tutto il percorso riguardante il concetto di meritevolezza, che è il fulcro più importante di queste procedure, per poter accedere a queste procedure. Anche se alcuni parlano del fatto che la meritevolezza, come era intesa prima, non esiste. L'articolo 12 bis della legge del numero 3 del 2012 prevedeva tutta una serie di impedimenti per poter accedere al requisito, a queste procedure.
Ora, per fortuna, con la novella del 2020 si è fatto riferimento soltanto in negativo, cioè nel senso che non può accedere alle procedure di sovraindebitamento il soggetto che si sia macchiato, così si può dire, di malafede, atti fraudolenti oppure colpa grave. Per quanto riguarda il discorso della malafede o atti fraudolenti, tutto sommato la situazione è abbastanza chiara. Quello che ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali è invece il concetto di, appunto, colpa grave, perché non è facile distinguere la colpa grave dalla colpa lieve. Allora, secondo una recente sentenza del Tribunale di Avellino e anche della Corte di Appello di Bari, entrambe del 2025, si è ritenuto che la colpa grave non debba essere intesa in maniera soltanto, come veniva fatto prima, nel caso in cui il soggetto, il debitore, assumeva un debito senza tenere conto delle possibilità di poterlo onorare, cioè in maniera sproporzionata rispetto ai propri debiti. E quindi aveva concorso, era in colpa, una colpa semplice, e quindi doveva essere meritevole per poter accedere al sovraindebitamento. Per fortuna non esiste più questa normativa, e la colpa grave si intende invece una colpa che sussiste solo alla luce poi di una valutazione molto più complessa. Sostanzialmente si deve tenere conto di tanti elementi, tra cui, per esempio, l'entità del debito. Un conto è chiedere 30.000 euro, un conto è chiedere 200.000 euro. Ma soprattutto la finalità di queste somme di cui uno chiede il finanziamento, perché questa secondo me è la cosa più importante a mio avviso. Un conto è che uno chiede un finanziamento per tutelare dei diritti che sono garantiti costituzionalmente, il diritto alla salute, il diritto all'abitazione, il diritto allo studio, e quindi per esigenze che riguardano se stessi o i propri familiari. Allora, in questo contesto si è ammesso che se appunto anche una serie di debiti, il cosiddetto finanziamento reiterato nel tempo, però non sia affetto da colpa grave, proprio per la circostanza che le finalità non erano certe quelle di acquistare beni voluttuari, beni di lusso o quant'altro. A questo bisognerebbe aggiungere, ora non vorrei dilungarmi troppo, ma un'altra cosa importante, anche da una sentenza della Corte di Appello di Bologna è stato anche inserito un altro elemento, e anche gli elementi, il discorso del livello culturale del debitore, perché certe volte il debitore non è in grado di poter capire che cosa sta andando a fare. Un'altra cosa ancora, e poi chiudo, secondo me molto importante, la circostanza frequente che il debitore vada poi a, dopo aver appunto assunto un finanziamento ed è in difficoltà per vari motivi, incomincia il cosiddetto finanziamento reiterato, continua a fare finanziamenti. Ora, premesso a scanso di equivoci, che ovviamente è sbagliatissimo, però c'è stata qualche sentenza che ha detto che se poi si entra in questo tunnel dal quale non riesce a uscire, e allora fa il secondo e il terzo finanziamento per cercare di chiudere il primo, e quindi cerca di solo per poter poi magari mantenere un minimo di tenore di vita per la famiglia, per i beni della famiglia, per comprare, pagare il figlio per gli studi del figlio e quant'altro. Allora in questi casi si potrebbe nella valutazione complessiva assolutamente non valutare e non considerare la presenza di una colpa grave e quindi ammettere il soggetto alle procedure di disordine. Chiarissimo avvocato, insomma è anche da quello che stiamo anche apprendendo, ci sono tanti rivoli, tanti percorsi che si intrecciano e che fanno poi cadere insomma in quel tunnel per il quale non si riesce a uscire facilmente. Io le rivolgo un messaggio che è arrivato qui in redazione. Ricordo chi volesse intervenire, anche approfittare della presenza degli esperti dice questo: quanto tempo ci vuole per avere la risposta? L'avvocato ha presentato a marzo la richiesta e ancora non sappiamo nulla, nel frattempo devo ancora pagare.
E questo telespettatore probabilmente aveva già presentato, insomma, ci sono dei tempi, sì, ecco, ci sono la dei tempi. tempistica, ecco, da quando la signora è venuta appunto da voi e quindi è iniziato, qual è la tempistica? Le tempistiche dovrebbero essere, diciamo, piuttosto brevi, possono andare da 3 a 4 mesi o a 6 mesi. Si possono complicare perché durante la procedura l'istruttoria magari non c'è una coerenza con i debiti, abbiamo riscontrato delle problematiche per cui chiediamo ulteriore documentazione che magari non si trova, si fa una ricerca. Chiaramente la persona a cui che assistiamo ci deve dare massima assistenza. A volte capita però che gli enti pubblici non ci danno le comunicazioni dei tempi corretti, per cui non abbiamo noi contezza esatta e poter non sbagliare un piano, per cui per evitare questo prolunghiamo poi i tempi. È chiaro, vi dico una cosa in più la posso dire, Sì. Queste procedure, grazie a una normativa regionale, usufruiscono di un bonus, o meglio, viene erogato un fondo da parte della regione per assistere alcune procedure, non tutte. Per esempio il concordato minore non rientra tra questi bonus, mentre tutte le altre procedure possono godere di un bonus fino a 2.500 euro, purché l'ISEE della persona che ha difficoltà finanziarie non superi i 40.000 euro. Quindi un Questa è una bella incentivo in più, infatti, per cercare di uscire. E in ogni caso, per chi usufruisce di questo bonus, le pratiche devono essere depositate entro 6 mesi, perché non possiamo sforare il termine. Ok, ma questa persona che ci ha chiesto dice deve ancora pagare, evidentemente aveva una rateizzazione o comunque delle scadenze da onorare. Nel frattempo dice Probabilmente sì, dipende, purtroppo non conoscendo la pratica non posso dare chiarimenti esatti perché è soggettivo, ogni pratica, ogni procedura è diversa. Quindi l'attivazione dipende cosa deve pagare, non sappiamo se è un mutuo, non sappiamo se è un finanziamento, dipende. Certo, quindi anche quello dice... Diciamo, mi scusi, magari sì, un po' in maniera più tecnica, le misure protettive le otteniamo solo con l'ammissibilità della procedura da parte del giudice, non con il deposito. Il deposito in tribunale non ferma nessun pignoramento e non ferma nessuna cessione del quinto. Quindi nel caso di il messaggio che è arrivato, confermo anch'io che così finirà, diciamo, smetterà di pagare solo nel momento in cui si avrà l'ammissibilità da parte del giudice. E allora lì verranno azionate le misure protettive che appunto sospendono qualsiasi trattenuto in busta paga e anche l'inizio di nuove procedure esecutive contro il debitore. Perfetto. Quindi solo in quel caso si sospendono le trattenute. Chiaro. Quindi abbiamo risposto al nostro telespettatore, quindi in questo caso. Io mi fermo pochissimi secondi e ritorniamo di nuovo in studio. Eccoci in studio, oggi ci occupiamo di sovraindebitamento. Questi organismi, dicevamo, della composizione della crisi di sovraindebitamento, quindi questi enti terzi, sono importanti anche perché danno una garanzia, perché è facile magari cadere in situazioni nelle quali si è confortati ma non c'è una risposta concreta, e vediamo che passa attraverso un giudice, attraverso appunto anche un iter accurato di quella che è la documentazione. Sì. Gli unici deputati a depositare le istanze, il ricorso, sono gli OCC, gli organismi di composizione della crisi. Sono regolate dal Ministero, sono tutte iscritte presso il Ministero e hanno anche un regolamento per le tariffe a cui facciamo fede come DM per gestire i compensi degli organismi. L'organismo è funzionale, è fondamentale per la gestione delle pratiche. Prima di tutto fa uno sportello di ascolto. Diciamo che rientriamo in una sfera anche di psicologo, perché ascoltiamo e cerchiamo di capire qual è il problema della persona che ha difficoltà. Poi acquisiamo la documentazione e dopodiché prepariamo tutto l'iter per preparare e nominare il gestore, come nel caso del dottor Agnello è stato nominato per seguire la signora. Dunque diamo un referente alla persona a cui si rivolge a noi. Ma la funzione dell'OCC non finisce qui, perché l'OCC vigilerà per tutta la durata del percorso, infatti. Anche dovrà stare attento e tra l'altro ogni 6 mesi abbiamo noi l'obbligo di relazionare il giudice sull'andamento di ogni procedura. Sì. Questo ci permette anche di aggiungere una
una particolarità dell'OCC. In realtà l'OCC con questa fase, dal mio punto di vista, è come se fosse un educatore finanziario, perché monitora costantemente la persona in difficoltà, relaziona i movimenti bancari, verifica il rendiconto, per cui assiste in toto, e qualsiasi problema dovesse arrivare per un che chiaramente nell'arco degli anni qualcosa potrebbe anche avvenire, appunto, c'è anche questo. il gestore e l'OCC devono necessariamente documentare e magari chiedere qualche modifica al giudice. Ecco perché interviene secondo me un'educazione finanziaria, perché avviene poi un'interazione tra l'organismo e la persona fondamentale, per certo. svolgere correttamente il... Pochi minuti alla fine. Volevo appunto riguardo questa procedura che è in corso ringraziare anche da parte tantissimo la dottoressa Casello, un'avvocatessa, che tramite sempre il dottor Agnello, che dopo che la procedura è stata accettata dal giudice e quant'altro, dopo 3 mesi mi era arrivato un pignoramento da parte di un ente. Io sono saltata in aria, ovviamente chiamo il dottor Agnello, mi mette in contatto anche con la dottoressa. Certo, per capire. E quello appunto che c'era stato un errore da parte loro, Se posso aggiungere, quindi veramente in gamba. Cioè, posso aggiungere gli organismi UNES sono presenti Catania, Caltagirone, Siracusa, Enna, Messina e anche Matera. Quindi insomma c'è la possibilità per chi purtroppo si trova in questa situazione, che non è sicuramente facile, perché abbiamo capito anche dalla storia proprio personale, ma anche... Sono una prova vivente, non ci avrei creduto e non ci credevo, invece sì. Invece sì, però nella sofferenza, anche nella difficoltà ovviamente trovare poi una via di uscita, questo è fondamentale quando si tratta anche appunto di sopravvivenza. Va bene, grazie ai miei ospiti, grazie a chi ci ha ascoltato, alla prossima. Grazie. Grazie.